Salute e benvenuti amici di Ava Briguccia. Oggi qui a scuola di Bonteleccia abbiamo piacere da portare di nostra casa. Ci saranno parecchie sale di studio. Una con Pietro che ci aspetta al teatro, un'altra con Fanu che ci aspetta per fare appena di musica e uno in due aspetto per fare appena d'arte plastiche. E ora si deve andare in dei vostri atelier, andate subito, che siete aspettati. E ora da porta di Ava Briguccia. Saluta a tutti, ma che si passa che può respirare così? Non vi sentite mica me? Ma no, si muove, ma io ho teatro, Francina, ci ho approntato un po' il corpo umano, eh? Chi fa? Fa un po' di respirazione con noi, respiriamo, pigliamo l'aria così, ecco. Sono 10 minuti che non facciamo qui, Ora si muove i galli. Ed è ancora via voi. Dite, ma appena, chi facciamo oggi qui a teatro? Oggi udiamo di a casa e ci tocca scoprire la nostra consigna. Quale cada leggela? Mi pare che Melissa mi piace a lei di consigni. Allora, lei è abbastanza forte, Fa una scenetta in modo medievale. Fa una scenetta in modo medievale. Una scenetta in modo medievale, ma Allora, che vuole dire? Questa consigna mi piace assai. Ma va che cosa per spiegargli, Dunque, guardate, ma metti sto tavolino qui. Allora, s'agisce infatti di fare una scenetta di vita quotidiana e dopo arriviamo in modo medievale, in cui i cavalieri, e spa e tutto questo. Ben, di che noi cambiamo epica. Cambiamo d'epica. Dunque, prima facciamo un marito e la sua sposa, per esempio, che si approntano per mangiare. Oh, mo garuccia, hai una fame che tronca. Cascavè, sta già approntato un burger. Boh, mangiamo e dopo ci mettiamo un bello film. Mica per me stasera. Bogo al cinema con le amiche. Ma hai capito, Siti? Che è una scenetta di vita quotidiana. Allora, ora mi arriva a avere, Francina, hai capito tutto, in modo medievale. Posso subire qui, per esempio, a avere ciò che c'è dentro qui e un bello gasco così. C'è un cavaliere. Perbacco! O campo di battaglio, ma stuzzicato l'appetito. Oh, signore Garo, cascaveva già approntato un fagiano. Donna, sarai ringraziata. Stasera faccio va una bella festa in tutto castello. Mica bebe perché chi ha mi tocca andare a Fanu e mo canterini. A dopo si te trovate A dopo, Francina, a dopo. Boh, avete capito? Amici bene noi a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene noi a ballare. Come la mi piace questa canzone, la di Ursuto cantare a 2 ore. Allora, salute Fanu. Salute Francine. Becco che avete cominciato senza aspettarmi. Perché ci piace troppo questa canzone. Ti piace questa canzone? Allora, che cominciamo a fare? Allora, se tu vuoi, domandiamo a Sisili se li conoscono il titolo e il gruppo che la fa. Vediamo appena. Come si chiama questa canzone? canzone? Cantiamo piccola casuccia. Bravo, cantiamo piccola casuccia. E qual è chi l'ha scritta questa canzone? Un gruppo che ha fatto questa canzone si chiama I Mantini. I Mantini, anche a volte facciano canzoni sì di linea, a volte scherzano. Ne conoscete altre canzoni di Mantini? Io ne conosco una. Cosa conosci? Un fiumicello. Un fiumicello? Ti ne ricordi di questa canzone? C'era un fiumicello. La conoscete? No. Chi corria qui. C'era un pastorello che stava così, La conoscete mica? No. L'impareremo per una prossima Vabricuccia, che ne dici? Mi presenti appena l'artista oggi? Allora, abbiamo Leandro, Luca, Joanne e un altro Luca. Allora, Fanu, che hai da lavorare con questo gruppo? Allora, io lavoro soprattutto con i sideli uno a uno, per vedere appena se li conoscono la canzone, il ritmo e la giustezza, e poi dopo lavoreremo appena, ti verrà di scoprire belle voci sideline. Mi driga di vedere come va avanzare in questa canzone. Nel frattempo voglio andare a un mattino di arte plastica, lavorare con i miei sideli, e poi vi guardo dopo. Allora, lavorate con i sideli, A dopo. Adoro. Saluto, sideli. Salute. Come andiamo?
Vabbè. Bien? Siete pronti? Che oggi la telu abbiamo bisogno di tanta energia. Sapete che abbiamo una tematica oggi a Fabbriguccia di a casa e io ho scelto di fare una casa per mettere la gelli alla grotto. Anche lì hanno bisogno di una casa. Allora, prima di cominciare, ma ti mettiamo scusale. Perché cadeva ora di imbruttarmi con tutta questa pittura. Allora, Zidè, vado a presentare prima l'artista, prima di cominciare, si comincia sempre a presentare l'artista. Allora, con noi abbiamo François, Anna, Lisandro e abbiamo la nostra Diara Maria. Allora, Zidè, facciamo appena un giro di tavolino così per vedere un materiale che noi abbiamo per fare questa Fabbriguccia oggi. Abbiamo piccole scatolette di legno così e lì era già di abili, se siete in casa che avete pochi affari per giocare, c'è una piccola scatoletta così di carta in due luci a volta un succo di frutta o latte e allora invece di lampalla in da romano sulla biebrugnea oggi ti va una piccola casuccia bella geli. Dunque abbiamo questa scatola di carta e poi chi ci torna? Feltri, Veltri, bella sicura. E dopo chi c'è? Pinelli, pittura. Appena acqua, bella sicura. C'è appena un nostro pinello. Ci sono di noi la geluci e i stecchi di legno che abbiamo messo questi dentro per poi mettere un nostro geluci. Allora, per la sicura, in un primo tempo, abbiamo pitturito tutta la scatoletta di bianco per poi disegnare. Allora, io ho fatto un modello come questo, ma fate come la ribare, puoi disegnare ciò che la ribare. Può essere anche un albero o un lasoio. Allora, vi propongo di cominciare il lavoro con il vostro veltro. Fate un disegno che la ribare, così. Cioè che l'obiettivo si tutta a scatola così. E io ho fatto i bagni, perché chi a volte, non so se avete rimarcato, quando mamma distende le robe, giungono la geli. Quello che ha un orto, per esempio. In casa, accanto. Tu, Lisandro? Allora, disegnate. Beggo che certe. So a galabadi. Anna, tu, che hai fatto di già? Ho fatto nulli. Ti facci vedere, giralo. Tu i belli nulli. E poi continuai, di brava. Ah, beggo che c'era Maria, ci faccio una vera casa, con finestre. François, lui, ci faccio un bel arbore. Così, pensate che dopo io la metto appena di pittura dentro. Dunque fate le vostre strisce abbastanza grandi, per poi mettere il colore dentro. Ah, tu che fai, Lisandro? Chi so qui? Sopra. Che è qui? È montagna. È montagne. Ci vai tu in montagna? Poco. Poco? Non ti piace tanto? No. Preferisci il mare? Yeah. C'era Maria, tu fai anche le denti, Se ci sono le finestre, ma ci sono di noi denti. Non si sa mai. Di tutta maniera, se quando noi abbiamo la pittura e che noi facciamo appena di pittura appena più larga e non le nostre strisce nere, dopo potremo dare una passata appena un veltro, non fa nulla. Così, mentre voi continuate a fare il vostro disegno, io a scappare a fare spia a Pedro che faccio il teatro, non fate rimore, così non mi avete pas. E poi qui. D'accordo? Allez. Ribiamo la nostra scenetta, ma qua in modo medievale. Dunque, voi potete fare finta di essere a cavallo, così, E dopo potete minacciare così di noi con la spada. D'accordo? Arriviamo alla stessa scenetta, ma tu ti tocca scambiare qualche parola per fare che la scena sia all'epoca medievale. D'accordo? Allez, vai burro. Salute, entri de burro. Allora, aspetta. Salute, entri de burro. Salute, entri de burro. Voglio da fare visita a sto castello magnifico. C'è un camino. C'è un camino. C'è un camino. Si sente un rumore. Ho detto è stato rifatto. Allora, qui c'è una vela d'oro. Questa vista magnifica. C'è un camino. Si sente un rumore. Ho detto è stato rifatto. Allora siete fortunati che sto castello magnifico è avvompato. Avvompato? Ma c'è un camino. Avvompato? Ma si sente un rumore. Avvompato? Ma ho detto è stato arrivato. Yeah o no? Yeah.
c'è tutto. Tu sei quantunque, non hai mica bevuto, c'è tutto. C'è tutto. Un cammino, un detto e anche un rimore. E un prezzo 2.000 soldi. 2.000 soldi? Abbio, beh. Abbio per 150. Allora, fa così, posto che tu sei. abbio. Fa così. Abbio, beh. Abbio, beh, 170. Chi di che? 50. Poco un premio. Abbio, beh, 150. Vai. Abbio per 150. Allora, prima faci così qua, spa, così. Abbio, beh, 150. Abbio per 150. Abbio per 170 soldi. Abbio per 180 soldi. E detto 150 più 170 più 180 fanno 5.000 soldi. O castello è vostro. 5.000 soldi. Allora, se disegni, so compia un anco. Allora, dire a Maria, facci vedere appena ciò che ti va tu come disegno. Allora. Ha giovato una borta, E quella qui. piante, usole E una finestra, una finestra. E qui chi è? una pianta. Chi colle così, chi si arremba a casa. Brava. E tu, Lisandro, che hai fatto come disegno? Una foresta, montagne. È piuttosto un paesaggio di campagna, allora. Con un lago. Con l'acqua di noi. Ben a dire un fiume, che hai fatto un bel fiume. Bravo, e tu, Anna, che hai fatto? Ha giovato un paesaggio di campagna, Di campagna, allora che hai messo in tu? Beh, guarda, sai a fare. nulli, Montagne. E hai fatto ai Joshua, hai fatto un inchiostro come me, infatti, l'hai fatto anche tu. E tu, François, che hai fatto? ha giovato anche un paesaggio di foresta, con assai arbori, E poi, vedo che c'è una volpe. c'è una volpe, facci la vedere ad una volpe, non mi mica da lontano. È vero che si assomiglia a volpe, La riconosco proprio, Allora, io vi propongo di continuare a sattello e di cominciare a pitturare che ne idee. Allora, avete dei binelli accanto, poi dei vostri binelli e coloriti, quei colori che vi garbano, infatti, C'è turchino, arancio, giallo, verde. Cominciate, Anna, che hai fatto? Ha pitturare qui e qui. Di appena largo d'olio, François, se tu vuoi pitturare. Hai da agganciare tutte le strisce nere, non fa nulla. Allora, continuiamo. Una borta rossa. Vabbè. Allora, chi conosci di Gumaggi, in Balagna? Chi c'è? L'altore. Tu conosci l'altore, François? Forse chi può entrare in questa scatoletta? No. No, un po' È troppo grande, è troppo forte. E chi mangerà per essere così forte, d'après te? Mangia a garogna che lo ciappa cosa uitigo pudente. Forte. Di veramente forte, l'altore di bere che di un agilone, E poi chi conosci di donna, come agilucci? A picciarina, Bicchiarina. Che colore è questa bicchiarina? grigia e nera. Fece nera, forse che costi a bere mette, ne tanto grande a bicchierina. Ma io aggiuntevo di che ha un nostro caro Lisandro li piace assai colombe, ne è vera? No. No? Mentre un viaggio in Martinique, ce n'è uno che mi ha fiato per il gabinetto. T'ha piato per il gabinetto? Allora, non so stati così bravi, Ti capisco. Noi siamo fratelli. Ci scalderà. Sino a domani. Bravo. Joanna, a te? Allez. 3, 4. E sempre gioia in casa mia. Aspetta. C'è da bere e da mangiare. Aspetta. Se tu vuoi bene stasera. Ti aspetteremo per festeggiare. Allez, insieme. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a ballare. 3, 4. E sempre gioia in casa mia. C'è da bere e da mangiare. Più forte. Se tu vuoi Vieni stasera, t'aspetteremo per festeggiare.
vestigia. Insieme. Ad una gasuccia, piccola gasuccia, nei amici vennero a cantare. Ad una gasuccia, piccola gasuccia, nei amici vennero a ballare. Qui, allora, tu hai fatto un fiume, qui è sabò. Si vede che tu brami l'estate, tu, eh? E cosa colore verde? Brava. Come voi siete bravi a pitturare. Attenti, non mettete troppo acqua, così no. Non ha da bue fassi, eh? E poi dopo i colori si mischiano tra di elli, eh? Hai visto? Yeah. Se tu ne metti troppo acqua, come lo fai? Guarda, da sgutta, c'è appena acqua qui con il dobinello. Allora, avete forse appena di carta? Ah, hai appena di carta qui, se tu vuoi. Se tu vuoi asciugarla. Ecco. Brava. Così, quando avrete compito di pitturi, non ci fermerà più che a mettere la gelo non sta su stecco di legno, ma dobbiamo aspettare appena che l'usecchia a pittura, così no l'è da brutta. Allora, mentre continuate a pitturare, perché chi beggo che voi siete veramente concentrati, ne mi sentite? Yeah. E io vi propongo di andare alla nostra gara Luci, la nostra piccola giornalista, che anche ella è andata a scoprire qualche casa da parte di Gabigorsu, si palazzi detti di Americani. Oh Luci, in due di droi. Salute! E io oggi, come sempre, sono fuori di casa. E non è mica una casuccia che è di troppo su Gabigorsu, ma un vero casone. Una casa detta di americani. Ma sarà l'americana e si scara di qui? No, Francine, tu la sapere che i gabigorsini saranno i primi gorsi a emigrare in terre lontane. Tanto quei soli che affaccano da Americhe facciano costruisce in dei paesi case davanti all'architettura impressionante. Ne contiamo più di 150 in tutto Gabigorsu. In giro a quei palazzi, sempre un giardino con arbori che erano tanto sconosciuti in Corsica. E sti viaggiatori non si scordavano di uso ultimo viaggio verso l'altro mondo. E se tombe sono davvero monumenti che portano a stampa di ricchezza di queste famiglie. A presto, che mi aspettano Berude, in uno di questi salotti magnifici. Grazie cara Lucia, ci siamo campati torna oggi. Allora noi, il nostro fratello, a chi ne siamo? Ed è fatto tutto davanti, fa vedere. Tu François fa bene, dunque c'è sempre da Wolpe, bravo. Tu da paesaggio dunque di montagna e c'era Maria a sua porta, a sua vera casa. Allora così io vi propongo di continuare di via dunque la geluccio e di metterlo in un stecco di legno. Guardate, sotto già avete qualcosa per zingallo. Bravi. Allora, ho idee ben affine, il nostro fratello, ed è lavorato proprio bon, siamo appena rotti, non facciamo nulla, siamo da, dicevo, che ne idee, eh? Voglio da lasciare compiere la nostra pittura e nel frattempo io mi ne scappo di Pedro, mi faccio un moscusale, mi sono campata, si desta di ravi. E mi raccomando, Lisandro, bacia i gulombi, per me. Ciao! Beh, a chi ne siamo? beh, mi, a mu compiawa. A mu compiawa ci tocca lavorare attorno, perché hanno droit di desto, hanno droit da scenetta di vita quotidiana, hanno fatto tutto all'uso i gawalieri medievali. Forse ce l'ha giusto appena di gawali, d'accordo? Ribiemo, ma giusto ribiemo allora, di una scenetta di vita quotidiana di quello che benda a casa e ci sono 3 compratori. Allora io mi metto gusti come se fossi stato a teatro. Allora, ci rimettiamo in piazza, così. Voglio vedere lo spettacolo, eh? Ok, così. Allez, siete pronti? Sì. Allez, vai burro. Salute, entri de burro. Voglio fare visita a sto castello magnifico. Tio Gamin, si sente un rumore. Ho detto, è stato arrivato. Allora, questa c'è una vela d'oro, questa vista magnifica. Tio Gamin, si sente un rumore. Ho detto, è stato arrivato. Ho detto, è stato arrivato. Ho detto, è stato arrivato. Allora, siete fortunati che sto castello magnifico è a un patto. A buon patto, ma Tio Gamin... Allora, fa così. Sì. A buon patto, ma c'è un cammino. Ti metti in ginocchio, così, fediami. A buon patto, ma
c'è un cammino. Vai buono. Ah, buon pat, ma c'è un gamino. Dopo. A tu, così. Ah, buon pat, ma si sente un rumore. Ah, Vieni qui tu. Tu vieni qui. A buon patto. Ah, buon pat, ma ho detto, è stato arrivato. Ecco, è minaccia. No. E tu? Si minacciato, ma non hai mica bevuto. C'è tutto. Un gamino, un detto e anche un rumore. E un prezzo 2.000 soldi. 2.000 soldi? 2.000 soldi. E io abito per 150. E io abito per 170. E io 180. Ah, come fai? E detto 150 più 170 più 180 fai 105. 500.000 soli. 500.000 soldi. Un castello è vostro. Un castello è nostro. Un castello è nostro. Sì, ma che prezzo? Fai l'affare, Mathieu. C'è la speculazione. Mi pare. Allora, vuoi per cominciare, mi proprio, pare. Io mi pare che abbiamo già una piccola Chi scenetta. ce la fa? Guarda, ce la cambia d'epica o stiamo all'epica medievale? No, stiamo all'epoca medievale, penso che hanno lavorato per oggi. Io mi pare anche a me. Allora, sai, gioca di fare, andiamo a ritrovare a fare, noi abbiamo da cantare appena e poi dopo ci ritroviamo per un nostro ritratto. A dopo! A dopo, sì. Io so, se rentrate da pronta a morte plastiche, questa casa c'è bella geli, noi abbiamo qui accanto. E io trovo la idea. Mi piace troppo. Ancora non so chi parli di me, hai capito? Allora, chi ne siamo di Abbiamo sapere? lavorato appena, ho bisogno di aiuto. Yeah. Volentieri, chi femo? Allora, se tu vuoi cantiamo le strofe, perché ho visto che i sidili erano appena... Yeah. Andiamo, cantiamo. 3, 4... Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a ballare. 3, 4... Ora da due di già pieno, di castagne col testamone, un fugone sempre acceso, ci scalderà sino a domani. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a ballare. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a ballare. Sono come di chitarra, mica. Ma io che me, posso avere questa chitarra? Sono proprio, sai da senti? Oh, che piacere. Chi è? So come giocare io. So come suonare. E chi dice di noi? E io continuo io. Francine è bella, cantava e suonava e basta, c'è un da dire. Basta. Allora, continuiamo. Oggi cantiamo tutta. Oggi cantiamo tutta e poi sarebbe l'ora d'andare, no? Siete pronti? Oggi vediamo Susanna? Pronti, amica? Tu puoi suonare appena, perché tagliamo chitarra. Allora, fanno ascoltiamo. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, in due amici bene a ballare. Ora da due di già pieno, di castagne col testamone, un fugone sempre acceso, ci scalderà sino a domani. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a ballare. È sempre gioia in casa mia, c'è da bere e da mangiare. Se tu vuoi venire stasera, t'aspetteremo per festeggiare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a cantare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a ballare. Ad una casuccia, piccola casuccia, due amici bene a cantare.
ad una casuccia, piccola casuccia, due amici vengono a ballare. Grazie, è stato un piacere di fare festa con voi tutti, ma la nostra fabbriguccia è compia per oggi. Allora, vi propongo di seguirmi, perché che di ora andare a piacere un bello ritrato, no? Sì. Abbiamo lavorato abbastanza. Abbastanza. Venite, zite, venite. Allez. Pronti per un nostro ritratto? Io no. Yeah. Allora,